Buongiorno a tutti, un benvenuto, un ringraziamento agli amministratori della città di Feltre, ai rappresentanti dell'associazione Palio di Feltre che hanno scelto Palazzo Ferrofini per la conferenza stampa di presentazione del Palio di Feltre. Grazie allora all'assessore Maurizio Zatta, al presidente dell'associazione Eugenio Tamburino, affiancato dal vicepresidente Emanuele Sacchete e da Maurizio Dalcoli, i principali responsabili della grande kermesse e festa che nei primi giorni di agosto animeranno la vita di Feltre, la città tra le più antiche del nostro Veneto, visto che secondo Plinio il Vecchio essa ha origini antiche, tra origini appunto retiche, e la cui fondazione è coeva a quella della città di Verona e di Trento. Una città nobile dunque, una grandissima storia che vede anche una singolarità curiosa che la unisce a Venezia, visto che a Feltre lavorò un giovanissimo Carlo Goldoni come coadiutore della cancelleria criminale e che proprio a Feltre Goldoni si innamorò del teatro dirigendo una compagnia di dilettanti in 2 opere del Metastasio e componendo i suoi primi testi teatrali, 2 intermezzi in versi, Il buon vecchio, che è andato perduto, e La cantatrice. Ma oggi parliamo di ben altro, un grande spettacolo a cui Feltre si appresta a far da cornice il suo famoso palio, che ha peraltro radici storiche, nobili, potendo risalire alla fine del 300 e comunque di certo al 1404, quando la città si dedicò a Venezia e per celebrare l'evento riprese l'antica tradizione originariamente legata alla sua annessione nel 1388 al Ducato di Emiliano sotto Gian Galeazzo Visconti, con un palio. Lascio agli amministratori locali e l'associazione che cura in prima persona l'evento l'onere di spiegare i prossimi appuntamenti feltrini. Ho qui a fianco anche il collega Puppato, che molto segue queste cose a livello territoriale. Io mi limito poi a sottolineare che la Regione, attraverso la sua legge regionale 8 novembre 2010, numero 22, tutela, valorizza e promuove le manifestazioni storiche di interesse locali, quali pali, giostre e rivocazioni, in quanto espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità, da considerarsi strumenti atti a favorire lo sviluppo dell'immagine turistica regionale, nonché la conoscenza e lo scambio con altre simili realtà europee. La legge prevede anche appunto il registro regionale delle manifestazioni storiche di interesse locale, ben 49 quelle accolte a gennaio di quest'anno. Tra queste manifestazioni spicca indubbiamente il Palio di Feltre e detto ciò mi permetto un'altra considerazione. I borghi medievali veneti, tra cui Feltre, sono un esempio singolarissimo e non secondo ad altri in Italia di architetture e memorie culturali di grande valenza, da Valeggio sul Mincio, Lazzise, Malcesine, Soave, San Giorgio in Valpolicella, da Feltre a Ceneda, Mel, Castelfranco, Asolo, Cittadella Marostica, fino a Montagnana ed Este e Monselice. La mappa, come vedete, è ricchissima di luoghi, paesaggi inestimabili, architetture memorabili, spazi e ambienti in cui si respira la storia in una dimensione ottimale. Luoghi che il turismo di massa deve ancora scoprire, ma che riservano sorprese più che piacevoli. Ecco allora il senso del Palio di Feltre, l'invito alla scoperta di luoghi insoliti, tenendo pur sempre presente che pali e competizioni tra contrade sono parte integrante dell'immaginario e della cultura locale. Sono cioè vissute profondamente e con spirito di competizione anche accesa dai contradaioli. Io ero proprio l'altro giorno a Valstagna con il Palio delle Zatre, dove c'erano gli sbandieratori di Feltre che hanno arricchito la giornata, e anche lì c'è stata, fra i contradaioli, animazione sia in partenza che all'arrivo. Ecco, non vorrei dilungarmi oltre, ma rimane forte innanzitutto appunto ai veneti l'invito da visitare questi luoghi, prendendo spunto da eventi caratteristici e stimolanti come il Palio di Feltre, per magari poi tornare in giorni più tranquilli per gustare con maggior calma la bellezza genuina di questi spazi magici dove la storia incontra il presente. Lascio dunque la parola al collega Puppato e poi all'assessore Zatta. Prego Giovanni. Grazie Presidente, anche per averci accolto, perché io mi ritengo appunto un feltrino avendoci abitato 25 anni, e a questa presentazione del Palio, che pur
se conosciuta da tanti anni, magari non lo è per tutti, e quindi ti ringrazio anche per l'invito che hai fatto, come posso dire, affinché tante persone possano vivere questo evento così unico e particolare. Prima accennavi ovviamente velocemente alla storia, lo faccio velocissimamente anch'io per capire un po' la questione del Palio, e quindi questo è un evento storico per cui la città di Feltre, una volta la città di Feltre venne consegnata al Duca di Milano, come diceva prima il Presidente Gian Galeazzo Visconti, dopo essere stata sottratta un po' al dominio di Francesco I di Carrara, quindi i carraresi. Ecco, la città di Feltre, quindi per onorare questo momento storico, decise che tutti gli anni, il 15 agosto, fosse stata celebrata una cerimonia religiosa e un palio in cui appunto in palio ci fossero il vincitore 15 ducati d'oro. Ovviamente oltre ai 15 ducati d'oro è molto importante per il Palio di Feltre il drappo stesso, quindi un panno di tessuti, come posso dire, pregiati, ornati, e sul quale tuttora vengono attaccate questi 15 dobloni d'oro che sono poi stati ricostruiti come quelli dell'epoca. Succede comunque che nel frattempo il Visconti muore a causa della peste e la moglie e seconda cugina di Galeazzo, e quindi la Caterina Visconti, temeva che i carraresi rioccupassero la città di Feltre, quindi chiede aiuto a Venezia. Venezia, facendola breve, in cambio riceve alcune città venete, tra cui credo anche Vicenza, sei Presidente? Sì, 1404, Vicenza, sì. e poi ovviamente Feltre. Siamo nel 1404, il podestà di allora di Feltre, Vittore Muffoni, consegnò appunto le chiavi della città al Bartolomeo Nani, che era il delegato praticamente del Doge, garantendo che Venezia praticamente si prendesse, fra virgolette, cura della città di Feltre senza imporre però, come posso dire, nulla di che. Ne seguì quindi poi conseguentemente sempre questo decreto storico che continuava, che riprendeva, come posso dire, la celebrazione appunto che venisse svolta ogni anno con questo Palio. Ecco, oggi contiamo 45 anni di Palio, perché la prima sfilata fu nel 1979, io me la ricordo bene perché ancora non ero sposato e l'ho vissuta in maniera anche personale, e tuttora poi anche la mia famiglia l'ha sempre, come posso dire, partecipata. E questo Palio praticamente è stata un'idea che ha recuperato uno strumento storico di un notaio fatto loro appunto fra Venezia e Feltre, e l'ha ripreso riproponendolo alla città di Feltre. Questa persona era un docente universitario, probabilmente non so se non c'è più, l'Anna Paola Zunitauro, quindi di una famiglia nobile feltrina, e tutto è partito da lì con tutte le difficoltà, e quindi chi faceva il pittore, chi faceva il sarto, chi tra l'altro è stata divisa la città in 4 quartieri, quindi un'operazione anche non facilissima, e poi ovviamente la definizione delle gare. Ovviamente questa cosa crebbe sempre di più, e il drappo stesso, come accennavo prima, come posso dire, acquisì sempre di più importanza, tant'è che questo drappo venne dipinto, venne dato, come posso dire, in mano di artisti famosi. Per dire, l'anno scorso era l'artista Altan, che voi tutti conoscerete, che ha dipinto questo drappo. Quest'anno, sono orgoglioso, è un veneto che si chiama Tobia Ravà, che io non conosco, ma è un poliedrico artista. Quindi il Palio praticamente nasce nel 79, rappresenta un momento speciale per la comunità di Feltre, e non solo, ma è anche un'occasione poi per celebrare quella che è una tradizione e il loro patrimonio storico. Il Palio, al di là della corsa ai cavalli, non è solo una competizione per i feltrini, ma è diventato quello che è un vero e proprio simbolo di unità, di unità e di identità. E ogni anno, attraverso le sfide, questi festeggiamenti, quindi pensate alle cene dei quartieri con partecipazione di centinaia di persone, la Feltre rivive la sua storia rafforzando quel senso di appartenenza a questa meravigliosa città. È un evento, credetemi, chi l'ha vissuto, straordinario, fatto di emozioni intense e che coinvolgono migliaia di persone provenienti da tutta Italia. E tutto ciò è possibile grazie ai 1000 volontari,
agli 800 figuranti e al grande lavoro svolto sicuramente dai quartieri del Palio, che con passione e dedizione ovviamente lavorano incessantemente per cercare di migliorarsi anno per anno e cercare ovviamente di vincere il drappo per il Palio per i propri quartieri. Passati in questi 45 anni si è formato però anche un legame generazionale fra giovani e anziani che hanno saputo sapientemente trasmettere questa manifestazione. Io l'ho sempre definita, anche l'anno scorso, che il Palio è un po' una magia d'estate, una città che appunto si chiude, si stringe attorno a se stessa, e la difficoltà credo sia notevole quando si organizza un Palio di genere, ma lì vediamo che la capacità di un territorio di promuoversi necessita appunto di una grande sinergia, no? Progettuale, organizzativa e soprattutto operativa, e quindi un volano importante per la nostra economia, che tra l'altro fa da effetto moltiplicatore. Basti pensare alle competizioni successive come il Giro delle Mura, che richiama atleti da tutto il mondo, e quindi noi come Regione, come diceva prima il Presidente, come posso dire, supportiamo tutte queste iniziative che rappresentano poi occasioni di promozione del territorio, e sicuramente quella di Feltre lo è, una città come si diceva intrisa di storia e di cultura, e che non smette mai sicuramente di proporre la propria bellezza e la propria identità. Io ho finito, auguro ai feltrini, auguro al Presidente di continuare su questa strada, che è quella che in 45 anni vi ha visto essere parte attiva e protagonisti di un progresso sicuramente sociale e culturale per tutti noi. Grazie. Grazie al collega Puppato. La parola adesso all'assessore Maurizio Zatta, assessore molto impegnato, specialmente in questi mesi, con manifestazioni che vedono in Feltre veramente un turbinare di iniziative, e lo ringrazio ancora per la squisita accoglienza a inizio giugno alla 24 Ore Castelli, dove anch'io ho fatto qualche colpo di pedale, ma effettivamente queste manifestazioni rendono Feltre un punto di riferimento per tantissime iniziative, e questa appunto storica del Palio è, penso, un ulteriore esempio di come un comune, una comunità, un'associazione che lavorano bene portino poi risultati ed anche grande visibilità al proprio territorio, alla propria città. Maurizio, prego. Grazie Presidente, grazie al consigliere Puppato, soprattutto per le belle parole che avete detto a favore della nostra città, della nostra comunità, ma grazie soprattutto per ospitare in questa prestigiosa sede istituzionale una grande manifestazione di Feltre. Il Palio, giunto alla 45esima edizione, 45 anni di passione, di impegno e soprattutto di valori etici. Io faccio solo un breve saluto, perché avrei piacere che fosse il Presidente Eugenio Tamburino a presentare questa edizione. Dico solo che in questi giorni Feltre si veste a festa. A Feltre si respira un clima di festa, un clima dello star bene insieme. Quello che percepisco io vivendo non solo i giorni pre-Palio, ma durante tutto l'anno l'attività del Palio, un valore aggiunto che danno i quartieri. I quartieri sanno aggregare tantissimi giovani, come diceva il consigliere Puppato, il Palio è legame generazionale, e diventano durante l'anno una comunità educante per tanti giovani. Quindi questo è un grande valore. Poi, e concludo, ringrazio l'Ente Palio, il suo direttivo in carica, per l'impegno nel promuovere la conoscenza della nostra storia nel rispetto delle tradizioni. Di nuovo grazie Presidente, darei la parola all'anima del Palio, il Presidente Eugenio Tamburino. Grazie a tutti, grazie anche a quanti ci seguono da casa, e soprattutto grazie al Presidente Ciambetti, al Consiglio regionale, al consigliere Puppato e all'assessore Maurizio Zatta per essere ospiti, per ospitarci in questa sede istituzionale
che per noi ha un significato particolare appunto per la storia che il Palio rievoca, questo legame secolare tra Feltre e Venezia, tra Feltre e la Serenissima Repubblica, che vive ancora oggi e vive anche grazie a questi momenti di presenza nelle sedi istituzionali, e anche perché è importante per chi organizza questo tipo di manifestazioni sentire vicine le istituzioni, il proprio territorio. Come si diceva prima, il Palio di Feltre ritorna alla ribalta nel 1979, prendendo però come solide radici quello che viene attestato dagli statuti quattrocenteschi, e quindi la messa in palio di 15 ducati d'oro per celebrare appunto la dedizione spontanea di Feltre alla Serenissima. E dal 1979, in questi 45 anni, in un tempo che se uno lo guarda dall'ottica storica è anche relativamente breve, in realtà il Palio ha, possiamo dire, cambiato la nostra città, accompagnandola a sua volta attraverso i cambiamenti che la storia recente di Feltre ha attraversato, una trasformazione amministrativa, sociale, culturale, in cui il Palio è stato punto di riferimento da un lato e anche motore di cambiamento dall'altro. E quindi dopo 45 anni possiamo davvero dire che il Palio è un patrimonio della città, ma anche di tutto un territorio che alla città fa riferimento. 45 anni, un traguardo importante che abbiamo voluto celebrare quest'anno con un programma ricco anche di rimandi alla storia della manifestazione, ma un'importanza che viene celebrata ogni anno, perché il Palio è davvero un'eccellenza della città sotto diversi punti di vista, perché mi piace sempre dire che è un caleidoscopio di punti di interesse dove ognuno può trovare certamente un'attività di suo interesse, perché è certamente un'eccellenza culturale, è un punto di riferimento sportivo, perché nelle 4 gare del tiro con l'arco, della staffetta, del tiro alla fune e della gara dei cavalli sono passati per Feltre alcuni dei più importanti nomi sul panorama nazionale e internazionale delle rispettive discipline. È un punto di riferimento per gli aspetti sociali, perché come diceva giustamente sia il consigliere Puppato che l'assessore Zatta, svolge un'importante e fondamentale azione di facilitazione e creazione di legami intergenerazionali, di attaccamento alla propria città, al proprio territorio, alle tradizioni del territorio, e davvero è un'eccellenza che ha un profondo impatto turistico. 23.500 sono state le presenze che abbiamo registrato nel 2023, un'edizione particolarmente fortunata, e che speriamo di replicare quest'anno in quella che si preannuncia davvero un'edizione importante, un'edizione che appunto vuole sottolineare i 45 anni, attraverso anche la scelta di un artista che, come si diceva giustamente prima, va nel solco di una tradizione di rilievo e di prestigio, con Marco Lodola, Riccardo Licata, De Concilis, Treccani l'anno scorso al TAN, e che quest'anno vedrà un nuovo tassello con Tobia Ravà, un artista veneziano, e quindi ancora una volta sottolineiamo il rapporto tra Feltre e Venezia anche nell'arte, un artista che davvero presenteremo al Drappo sabato, ha realizzato un'opera d'arte importante. Il programma vero e proprio si apre appunto sabato con la presentazione ufficiale della manifestazione e la competizione tra i 4 gruppi sbandieratori e tamburini dei quartieri, per poi entrare nel vivo il prossimo fine settimana, quindi il 2, con le cene propiziatorie dei 4 quartieri, aperte ovviamente a tutti, anche gli amici che da fuori Feltre giungeranno per vedere il Palio, e poi il 3 e il 4, già dal pomeriggio di sabato 3, la Cittadella ritornerà nel XV secolo con attività per bambini e la rievocazione del mercato medievale, e poi il vero punto focale, la cerimonia di dedizione di Feltre a Venezia, e le prime 2 gare, il tiro con l'arco e la corsa della staffetta, e tutto questo si svolge all'interno del magnifico centro storico rinascimentale di Feltre. Il giorno successivo, la domenica, alle 10:30, la messa in costume col vescovo della diocesi di Belluno Feltre e la benedizione dei cavalli e del drappo, e poi dalle 3 un grande corteo storico, più di 800 sono i figuranti coinvolti,
che si snoda attraverso appunto il centro cittadino, il centro storico, per arrivare all'anello di Pra del Moro, un anello che è stato costruito apposta per ospitare il Palio, e anche in questo il Palio, che ha un ruolo di strutturazione topografica, urbanistica, dà il senso, dà il segno dell'importanza di questa manifestazione per la città. In questo catino si tengono le ultime 2 gare, il tiro alla fune e la gara dei cavalli. Abbiamo ovviamente la possibilità per chi vuole rimanere sempre aggiornato di poter usufruire del sito e dei canali social Facebook e Instagram che riportano in tempo reale le informazioni di maggior interesse. E non posso ancora una volta che concludere ringraziando per l'ospitalità che ci è stata concessa e soprattutto i tanti volontari, più di 1000, che sono attivi durante tutto l'anno nell'organizzazione di un evento, perché credo che sia anche uno dei motivi per il quale le istituzioni, la Regione sostiene questo tipo di eventi. È importante creare comunità attraverso questo tipo di manifestazioni, le rievocazioni storiche, perché certamente il giorno della festa sono i giorni più importanti, ma è davvero la punta di un lavoro che va avanti tutto l'anno. Grazie intanto, e ovviamente se ci sono domande o necessità siamo ben contenti di rimanere a disposizione.